parole di fuoco che aizzi le folle con la situazione drammatica che abbiamo, perché basta vedere continuamente manifestazioni che non sono così pacifiche. Possibile che questi giudici, questa magistratura, prima una signora diceva che questi magistrati sono contro gli italiani, beh, ha ragione, è vero, è una magistratura, non tutta, che sia chiaro, che però fa paura. Mi chiedo come mai, se parla uno di sinistra, la magistratura non interviene, oppure quando fanno le rivolte che spaccano e mandano i poliziotti all'ospedale, ok, la magistratura non interviene. Se invece sono quelli di destra, allora dacci addosso cause, denunce. Ferma! Mamma che vulcano. Grazie Luisa. A questo Aldo preferisco che le risponda l'avvocato Alessio Morosini, che è in linea con noi. Buongiorno avvocato. Buongiorno a lei direttore, buongiorno ai suoi telespettatori. Ho sentito con quanta veemenza ha parlato la signora Luisa da Verona. Vox Populi, Vox Dei purtroppo. Ma è proprio così? La situazione è molto delicata e la signora ha detto una parte di verità che io purtroppo constato quotidianamente. È una situazione che va risolta comunque, va risolta perché il problema ormai è sul tavolo da troppo tempo e non ci consente di accettare ulteriori esondazioni, come si usa dire, visto che ormai questo termine è diventato una ricorrenza anche nel mondo della giustizia. Abbiamo dei magistrati che purtroppo una minoranza piccolissima che fanno politica, ma guardi che il fatto è perché è colpa nostra, non è colpa loro. La magistratura non dovrebbe avere la possibilità di fare politica, ma finché noi gli consentiamo a una minoranza ristrettissima, credo che siano meno del 5% secondo me, se diciamo 10 diciamo già tanto, di poter avere un sindacato di categoria, i magistrati, e abbiamo già commesso l'errore di partenza. L'Associazione Nazionale Magistrati, per quanto mi riguarda, non dovrebbe esistere, ma era un'opinione anche dell'attuale ministro della giustizia Carlo Nordio, che per questo ebbe, quando era magistrato, uno scontro molto duro con i suoi colleghi, con la sua categoria. Tant'è vero che lui fu punito, tra virgolette, perché non finì la carriera da procuratore della Repubblica, ma finì al massimo come procuratore aggiunto, perché la magistratura, ovviamente politicizzata, non gli ha consentito di sviluppare anche sul piano personale una conclusione della carriera pari a quello che era stato il suo impegno in tanti anni. Cosa voglio dire? L'Associazione Nazionale Magistrati è una rappresentanza per appartenenze partitiche e quindi politiche di scuderia di coloro i quali poi ogni giorno ci troviamo in tribunale. Ripeto, è una minoranza, ma è una minoranza protagonista, rumorosa, è una minoranza che ha ormai intaccato tutto il sistema, perché perfino la Corte Costituzionale, ai noi, se poi lo ritiene ne parleremo, con la sentenza sulla questione dell'autonomia differenziata ha dimostrato di voler rappresentare una posizione politica più che una posizione tecnico-costituzionale, e questo è un dramma, direttore, questo è il punto.